Il santo del giorno è Santo Omobono. Il nome Omobono è ormai di scarsa diffusione e deriva dal latino homo, uomo, e bonus, buono. Oggi, 13 novembre, si festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza. Questa celebrazione è una valida occasione per un confronto con i bambini sulla gentilezza, fin dai primi anni di età, fondamentali per la socializzazione. Alcuni semplici gesti o sguardi influiscono positivamente sul rapporto con gli altri, contribuendo alla creazione di un ambiente sereno in cui poter vivere insieme. Varie attività vengono svolte nelle classi per seguire insieme modalità positive per superare i momenti di maggiore tensione. Esce nelle sale il terzo classico Disney dopo Biancaneve e Bambi. Il 13 novembre 1940 debutta Fantasia ed il primo episodio fu L'apprendista stregone. Per la colonna sonora fu incaricato un noto direttore d'orchestra che riunì i 100 migliori musicisti di Los Angeles. L'enorme costo causò una crisi finanziaria, poi superata l'anno seguente grazie al successo di Dumbo. Ma quanto ne sapete di chimica? Intanto direi di partire dalle basi. Sapete che differenza c'è tra miscele e composti? I composti sono costituiti da atomi che formano un legame chimico tra loro, come l'acqua che è formata da idrogeno e ossigeno, e chiaramente non è possibile attraverso un'azione fisica separare diversi atomi. Nella miscela invece le sostanze chimiche originarie non cambiano e si possono quindi separare con un filtro oppure con un setaccio. Buongiorno ai 12, oggi la luna slitta nel segno zodiacale dell'ordinata Vergine, ma oggi non è poi così ordinata proprio perché la luna porterà un po' di caos, elettrizzata da una quadratura con Urano e da un'altra con Marte. Cosa succede nello zodiaco? Ariete, per voi urge discutere di qualcosa di importante, di qualcosa che deve chiarire assolutamente alcune questioni. Vi sentite in competizione forse al lavoro o forse in competizione con il partner o la subite? Di tutto questo forse è il caso che le sensazioni della luna che agiscono sul vostro Marte siano ben chiare. Toro, per voi oggi la luna è di Trigono, anche se vi dà poco aiuto elettrica come con i suoi d'affari per avere a che fare in malo modo con Urano e con Marte. Oggi una sottile tensione potrebbe accompagnarvi, pazientate gemelli. Per voi il cielo si complica un po' oggi perché la luna è in quadratura dalla Vergine e comincia comunque a destabilizzarvi, a nervosirvi molto i ritardi o le promesse non mantenute in termini lavorativi, perché avrete voglia di correre e soprattutto di rivalervi su qualcosa o su qualcuno. Cancro, per voi Giove sotto queste tensioni se la cava benissimo proprio perché si connette con due trigoni meravigliosi a Nettuno e a Saturno da un lato e con l'energia calda del Sole, quindi Cancro in piena espansione, molto più propositivi. Leone, per voi oggi vi dispate di quella luna molto polemica che finalmente vi lascerà in pace e troverete una maggiore serenità, anche se ci saranno da rivedere i conti da un punto di vista economico. Vergine, ebbene, per voi oggi sarà dura proprio perché la luna così elettrica entra nei vostri gradi zodiacali creando una serie di piccole tensioni alle quali potrete avviare facendo appello a tutta la vostra pazienza, anche se ci sono degli elementi che sfuggiranno sempre al vostro controllo, ovvero i sentimenti. Bilancia. Per voi la giornata è molto interessante proprio perché la luna porta dei cambiamenti inaspettati che però nel vostro panorama vi fanno gioco. Non manifestate troppa allegria per questo, nel senso che probabilmente sarà più tattico essere semplicemente laconici, ma progettare come questi cambiamenti vi possano essere utili in una proiezione futura. Siate furbi, insomma. Scorpione,
Ebbene, per voi Venere nei vostri gradi lotta ancora proprio col vostro pianeta, con Plutone in Acquario, una quadratura. Ancora non riusciamo ad avere ragione un po' di tutto. Il Sole invece gode di uno stupendo trigono con Giove, per cui seppure in amore ancora c'è qualcosa da aggiustare, invece la carriera cresce e voi vi sentite meglio. Sagittario, oggi siete un po' teatro di battaglia tra Marte, Urano e la Luna. Probabilmente la vostra natura zodiacale, mista anche a quella di Mercurio e Marte, così disarmonici nel vostro cielo per ora, vi fa scalpitare un po', vi rende insofferenti. Saturno e Nettuno però saggiamente vi invitano a contenere e ci riuscirete bene nonostante siate il segno dell'istinto Capricorno. Luna di Trigono, ma anche per voi un po' elettrica, eppure non vi lede, anzi crea delle situazioni di stacco, probabilmente delle situazioni che volevate eliminare o dei rapporti professionali con alcuni si dileguano proprio per volontà degli altri, e a voi questo potrebbe fare molto gioco. In tutto ciò torna un po' di voglia di tenerezza. Acquarium, anche voi impelagati con quella Venere un po' antipatica, il vostro pianeta Urano un po' insofferente nella sua posizione in Toro, l'opposizione di Giove su Plutone rende tutto un po' fastidiosamente ambizioso. Sono comunque passaggi celesti obbligatori che però vi faranno riflettere su quali sono gli obiettivi a lungo termine. Pesci, per voi oggi i pianeti si dispongono abbastanza bene. Il Sole irradia con la sua luce Nettuno nei vostri gradi e vi rende forti, ma anche Giove espande le ambizioni di Saturno nel vostro tema, che sembra riscuotere sempre più successo lavorativo e professionale e anche affettivo. Il 13 novembre 1990 Tim Berners-Lee realizzò la prima pagina web della storia. L'obiettivo era quello di creare un sistema per condividere tutte le informazioni virtuali esistenti, elaborando un linguaggio di facile comprensione e accessibile a tutti. Lo stesso inventore non guadagnò niente da questo suo lavoro. Era semplicemente il primo passo verso la nascita di Internet come oggi lo conosciamo. L'espressione "quit while you are ahead" corrisponde più o meno all'italiano "fermati finché sei in tempo", detto anche di qualcosa che può essere gratificante quando la si fa, ma anche pericolosa. Il matto di oggi è lo scrittore Stendhal. Il suo nome è legato alla sindrome che visse uscendo dalla chiesa di Santa Croce a Firenze. Fu talmente assorbito dalle meraviglie presenti all'interno che svenne per la strada. La sindrome di Stendhal, infatti, è un disturbo psicosomatico che si manifesta osservando opere d'arte o ascoltando musica di forte impatto emotivo. Ci salutiamo con la frase del giorno. Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita. E quindi vivete sempre appieno ognuna delle vostre giornate. Notate le piccole cose che vi rendono felici. Noi ci rivediamo domani con un nuovo appuntamento dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.